Il Milan supera 1-0 la Spal, prima vittoria per Stefano Pioli. Questo è il commento del tecnico rossonero in conferenza stampa. Credo che noi siamo cresciuti anche perché loro sono entrati bene, ma ripeto anche perché i nostri avversari sono inevitabilmente un pochettino calati. Ma noi siamo stati squadra dall'inizio alla fine, credo che questa sia stata la cosa più importante, non abbiamo mai perso gli equilibri, non abbiamo mai perso lucidità, abbiamo commesso degli errori, però siamo stati bravi a stare in partita ed essere squadra dall'inizio alla fine. Leonardo Semplici, tecnico della Spal, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Milan. Però ecco, sono rammaricato perché secondo me stasera c'è stato qualche episodio che poteva essere, secondo me alla fine è stato determinante anche per il risultato. Parlo del posizionamento di Piontek sul primo gol e poi soprattutto della possibile seconda ammonizione per Nassè a 10 minuti alla fine. È vero che magari io dovevo fare gol per pareggiare, però sicuramente se Milan rimane in 10 a 10 minuti alla fine potevamo fare un altro tipo di gara, un altro tipo di finale di gara. Però ecco, come ho sempre fatto, ho sempre badato a migliorarmi prima me stesso e poi la mia squadra, quindi noi ripartiamo con la convinzione di aver fatto una bella gara, di aver dato tutto, di dover migliorare tanto, sappiamo qual è il nostro percorso, qual è il nostro obiettivo e quindi avanti. Dovrà scontare una giornata di squalifica Carlo Ancelotti per avere al 44esimo del secondo tempo, entrando a gioco fermo sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale in occasione del nono turno di campionato che ha visto i partenopei sfidare gli orobici dell'Atalanta. Stessa sorte per il team manager Giovanni Paolo De Matteis, anch'egli colpevole, secondo il giudice sportivo, di avere contestato platealmente una decisione dell'arbitro. Multa da 3.000 euro invece per il club di Aurelio De Laurentiis in seguito al lancio in campo di una bottiglietta di plastica. Potrebbe disputarsi domenica 22 dicembre la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio al King Saud University Stadium di Riyadh. La data non è ancora stata ufficializzata, ma al momento questa sembrerebbe la soluzione favorita, con calcio d'inizio tra le 17 e le 18 italiane, ovvero le 19 e le 20 della capitale dell'Arabia Saudita. La Lazio come data preferirebbe il 22 dicembre perché giovedì 12 sarà impegnata sul campo del Rennes in Europa League e lunedì 16 ha in programma il posticipo a Cagliari. Giocare giovedì 19, l'altra opzione, sarebbe impossibile. La Juve invece non ha preferenze. Se la data prescelta dovesse essere giovedì 19, il fischio d'inizio potrebbe essere anche alle 20:30 ora italiana.